Siamo contro le Busso, allenatore degli allievi della Puglia-Forti, sotto il diluvio della solitudine, partita contro l'Oristanese durata soltanto un tempo, giusto così. Ma giustamente l'arbitro, visto le condizioni del campo, ha deciso insieme ai capitani di sospendere la partita, giustamente, anche perché non si vedeva più calcio, era solo un lanciare palle così nel vuoto senza un minimo di gioco. È preferibile giocarla con un terreno più idoneo, insomma, quindi per vedere le qualità anche delle due squadre che stavano già esprimendo un buon calcio all'inizio dei primi minuti, poi come si è impanzanato il campo non c'era più storia, insomma, hanno fatto bene, giustissimo il rinvio. Ecco, un campionato che vi vede protagonisti a livello regionale, dietro Torres Atletico ci siete voi e appunto l'Oristanese, che tipo di valutazioni puoi trarre su questa stagione? Diciamo, per quanto riguarda la nostra squadra stiamo facendo più delle previsioni, nel senso che ogni anno qua ci ritroviamo per un motivo o per un altro a dover riniziare da capo, perché molti degli allievi sono andati via, quelli al secondo anno, parlo dei 99, insomma è già 2 o 3 anni che a fine campionato, anziché ripartire con un bel gruppo omogeneo, insomma, che magari si è allenato tutti insieme, quest'anno mi ritrovo con 2 soli 99, gli altri hanno preferito andare da altre parti, ma così, quindi stiamo riniziando da capo, però devo dire che abbiamo una squadretta giovane, sono tutti 2000 che mi stanno seguendo e speriamo che, insomma, di arrivare in queste posizioni, che è giusto quello che ci eravamo prefissi. Ecco, il risultato più importante è comunque vedere tanti ex Puglia-Forti giocare a livello regionale in eccellenza. Citiamo Panizzuti solo per fare uno dei tanti nomi dei ragazzi che escono qui dalla solitudine e poi vanno a calcare i palcoscenici più importanti, no? Ecco, vabbè, hai fatto 9 Panizzuti che avevo avuto negli anni scorsi con gli allievi, e devo dire che Panizzuti, i vari Bollas, i vari De Lusso, Massida, insomma quelli manca, che sono andati, soprattutto quelli sono andati a Gavoi, hanno trovato spazio in un campionato d'eccellenza che ho visto che si stanno anche dimostrando validi in quella categoria, vuol dire che si lavora bene, che i ragazzi, insomma, hanno acquisito la giusta mentalità anche per andare avanti. Ecco, tu come vedi questa novità del campionato Elite? Secondo te sta funzionando o andrebbe rivista qualcosa? Ma in questo campionato Elite sembra quasi che stiamo discriminando le squadre, nel senso che quelli partecipano a un campionato più livellato, diciamo, come qualità, il nostro campionato regionale, dove comunque sono inserite delle squadre che non hanno un serbatoio come possono avere le squadre di Cagliari. Però non lo so, su questo non posso metterci il naso. Si vedrà, insomma, nel futuro. Si vedrà in futuro se sarà una giusta soluzione. Benissimo, ti ringraziamo. Complimenti comunque per il lavoro che fai con i giovani della Puglia-Forti, in bocca al lupo per questo finale di stagione.